Lama in visita ufficiale. La prima tappa del suo viaggio in Italia, il leader spirituale politico del Tibet, Lafane, cuore ferito del paese, accanto al presidente dell'Emilia-Romagna per testimoniare vicinanza a chi cerca di ripartire. Uno sguardo al municipio ancora impacchettato, poi il bagno di folla. La stessa folla lo aspetta nella tendopoli divenuta casa per centinaia di persone. Ci sono i volontari, le squadre di soccorso, i parenti delle vittime del sisma. Don't think much that way. Now look forward. Non guardate al passato, dice il leader tibetano, a quella distruzione che mi ha invaso gli occhi attraversando la regione. Andate avanti con entusiasmo e determinazione e ricostruite le vostre case. Lei è in un territorio, è davanti a persone che hanno e stanno vivendo un dramma e grandissimi disagi. Sono questi italiani che dimostreranno al mondo che esiste un'Italia che è in grado di ricostruire le proprie case, le proprie imprese, i propri beni culturali, le proprie chiese. Arriva sul tavolo